Adesso sono cavoli vostri. Cavolfiore in carrozza. Pane artigianale, uovo intero, farina, un pizzico di cannella, acciuga, parmigiano, la provola affumicata e ovviamente cavolfiore. Cominciamo a cuocere il cavolfiore lavato in acqua salata. Ci rivediamo tra 8-10 minuti. Ci tagliamo un po' di provola, ne tagliamo dei bei cubettoni. Noi stiamo utilizzando il nostro pane, un pane fatto a lievito madre. Vedete che è un po' verde? Questo è con le alghe. Una bella fetta alta più o meno 1 centimetro che tagliamo a metà. Scoliamo bene 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 e lasciamo freddare. Mettiamo un po' di uovo e per asciugare un po' di pangrattato. Una presa abbondante di parmigiano, una macinatina di pepe, non ci sta mai male, un pizzico di cannella. Infine la nostra provola. Impastiamo. E io metto anche una grattatina di aglio che spinge un poco e fa tutto più buono. Facciamo così il nostro cavolfiore in carrozza. Passiamo alle alici, io preferisco metterle spezzate, copriamo con un'altra fetta. Diamo una leggera infarinata tutto attorno così, arriviamo a 180 gradi, presto le caliamo nell'uovo e andiamo alla prima frittura. 2-3 minuti per lato. Vai, una bella spolverata di sale. Cavolfiore in carrozza, a noi ci piace. Senti che buono. Oh, e fate i bravi,